Buongiorno e ben trovati a questa puntata di A Voi la Linea. Partiamo da una notizia che sta un po' cambiando il modo di fare acquisti, un sospiro di sollievo per alcuni e una vera soddisfazione. I tabaccai non saranno più obbligati ad accettare i pagamenti con bancomat e carta di credito per l'acquisto di sigarette e tabacchi marche da bollo o francobolli. Allora noi siamo andati a sentirli, vediamo. I tabaccai non saranno più obbligati ad accettare i pagamenti con strumenti digitali come bancomat e carta di credito per l'acquisto di beni come sigarette e tabacchi, marche da bollo o francobolli. La novità è prevista in un provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un sospiro di sollievo anche per le tabaccherie della regione. Siamo contenti. Il problema è che noi come tabaccai lavoriamo con dei margini bassissimi. Addirittura facciamo servizi come le ricariche telefoniche con l'1% di margine. Pensare che poi magari un cliente ti paga con una carta di credito, con una carta bancomat, che significa praticamente rimetterci a lavorare in perdita perché abbiamo dei costi molto alti. Io non le nascondo che il mese di settembre un estratto conto del terminale evoluto LIS, dove noi facciamo tutte le operazioni di postpay, ricariche telefoniche, tasse automobilistiche, ho ricevuto 300 euro di compensi a fronte di 600 euro di spese. Cioè, ecco, è triste. Sì, è un primo passo, ma... rimangono le ricariche telefoniche di fatto. Tutto quello che ricariche postpay, ricariche telefoniche, ricariche di qualsiasi tipo, insomma, ogni volta che il cliente paga con bancomat ci rimettiamo proprio, non è che... Quindi chiedere di accettare i pagamenti bancomat, sì, fa piacere perché diamo un servizio al cliente, però non si può chiedere ai tabaccai di lavorare in perdita. Siete soddisfatti? Beh sì, perché la marginalità su questi prodotti è molto piccola, quindi se dobbiamo pagare anche delle commissioni, sì, il nostro guadagno praticamente si riduce quasi anche a zero in certi casi, e quindi va bene così. Ma la gente paga più facilmente col POS, viene qui con contanti, cambia qualcosa per voi? Per il cliente è una forma di comodità col POS, nel senso che non deve avere contanti. Questo d'accordo, lo comprendiamo questo, però è chiaro che anche dal nostro punto di vista sì, siamo qua per lavorare, per guadagnare alla fine dei conti, magari poco, però bisogna guadagnare. Da anni che praticamente noi vendavamo sempre i grattavinci e non potevi rifiutarti e praticamente andavi a rimettere dei soldi anziché guadagnarli, e lo stesso vale anche per le ricariche telefoniche, che speriamo si faccia qualcosa anche lì perché ci troviamo veramente in difficoltà a dire di no ai clienti, che a certe volte devi anche litigare, però non capiscono qual è il problema. Avvertivamo il cliente, guardi, è meglio in contanti, però se non ha contanti facciamo col POS. C'era qualche cliente, ma non cliente nostro fisso, che diceva non sono cose mie, arrangiatevi. E allora lì io rimanevo un po' male, perché sì, non si risponde così. Parliamo ora di economia. Trieste in questi giorni è la capitale mondiale della siderurgia e della metallurgia. 400 tecnici specialisti provenienti da 38 paesi del mondo si ritrovano in regione per discutere delle prossime sfide del settore. Impianti e materiali green, automazione spinta, acciaio sempre più leggero e resistente. Vediamo. Da oggi e per 3 giorni i rappresentanti dei colossi della siderurgia mondiale si ritrovano a Trieste per un brainstorming sul progresso della laminazione dei metalli, impianti e prodotti sempre più eco-friendly, massima automazione per ridurre a zero la presenza di operatori sulle linee, acciaio sempre più leggero e resistente. Questi i focus sui quali si concentra l'attenzione dei 400 partecipanti, in rappresentanza di 38 paesi, alla 12ª edizione della Conferenza internazionale sulla laminazione. La prima edizione si tenne a Tokyo nel 1985, l'ultima a San Paolo in Brasile nel 2019. Il tema della laminazione, il rolling, è un tema estremamente importante perché è lì
che si produce la qualità finale che viene poi consegnata ai clienti, e su questo vi è tutto uno sforzo relativo all'incremento della qualità, all'automazione per garantire la sicurezza degli operatori e per garantire anche superiori prestazioni meccaniche alle leghe che vengono laminate. Probabilmente è possibile che anche di acciaio o di leghe di alluminio se ne consumino un po' meno, ma saranno in realtà molti di più le tipologie di prodotto che verranno realizzati in questi materiali, perché garantiscono la completa riciclabilità e impatti ambientali decisamente inferiori rispetto ai materiali polimerici che in genere chiamiamo plastiche. Qual è il futuro dell'acciaio? Quindi un futuro sempre più presente, già oggi è molto presente nelle nostre vite. Certo, è proprio così, è un futuro che è legato all'economia circolare, verso su cui si tenderà ad andare in modo sempre più forte per preservare le risorse naturali e diminuire i consumi energetici. Tutti i metalli, in particolare l'acciaio, risultano essere completamente riciclabili senza alcun problema, e questo è una garanzia per chi utilizza questi prodotti, in quanto utilizza dei prodotti che sono del tutto compatibili dal punto di vista ecologico. Il Friuli Venezia Giulia si dimostra centrale nel mondo dell'acciaio, un materiale che serve sempre di più ed è utilizzato quotidianamente. Oggi parlerete proprio di questo, ma anche e soprattutto di verde e di come tutelare gli operai. Sì, in effetti il tema, uno dei temi è fare sempre acciai. Come vede qui acciaio, dappertutto c'è l'acciaio, in casa, nelle pentole, ferri da stiro. Cioè l'acciaio è un amico indispensabile della nostra vita. La tendenza tecnologica è sempre farlo più leggero e forte, cioè avere le stesse caratteristiche di robustezza e di resistenza, ma sempre più leggero. E da qui un'evoluzione metallurgica di cui oggi si discuterà, da un lato. Dall'altro lato c'è il tema di impianti sempre più automatici, l'obiettivo è avere zero man on the floor, cioè gli impianti che lavorano praticamente senza personale, e soprattutto di produrre, avere impianti e materiali, come si dice, eco-friendly, sempre più eco-friendly, per sostenere comunque una crescita in modo sostenibile. Questo più o meno è l'obiettivo di questo incontro. Quanto è grande la soddisfazione per aver portato la 12ª edizione del Rolling proprio in Friuli Venezia Giulia? Quest'anno è una riunione questa è la 12ª, è partita nell'85 a Tokyo, l'ultima è stata a San Paolo do Brasil nel 19. L'ospitalità toccava l'Italia, l'Associazione Italiana di Metallurgia ci ha chiesto se potevamo organizzare e noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo portata a Trieste, anche in prospettiva di avere dei progetti siderurgici importanti in quest'area nel prossimo futuro. Beh sì, in Friuli Venezia Giulia abbiamo delle eccellenze importanti per quanto riguarda la lavorazione dell'acciaio, un evento importantissimo internazionale con tantissimi ospiti provenienti da tutto il mondo, che valorizza per l'ennesima volta questa meravigliosa città che negli ultimi anni è cresciuta in maniera significativa. Poi c'è una valorizzazione importante anche della regione del Friuli Venezia Giulia, insomma una regione Friuli Venezia Giulia che in periodi non proprio semplici è riuscita a dimostrare comunque di saper fare sistema, di saper garantire le imprese, i lavoratori, un sistema che sta davvero funzionando. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi, a voi la linea torna tra poco. Seconda parte di A voi la linea, che apriamo toccando un tema che riguarda la sanità. Il soffocamento da corpo estraneo vede ogni anno in Italia 1000 bambini finire in ospedale per soffocamento. A Cividale la Simeup, Società Italiana di Medicina e Urgenza Pediatrica, è presente per la divulgazione di alcuni semplici manovre che possono salvare una piccola vita umana.
La città di Cividale riconosce l'importanza fondamentale dell'iniziativa nazionale promossa da SIMEUP, una manovra per la vita per la prevenzione del soffocamento in età pediatrica. Circa 1000 bambini che ogni anno in Italia finiscono in ospedale per ingestione di corpi estranei ed ecco che l'amministrazione comunale in questo caso, che non fa nulla di più che patrocinare l'iniziativa, è convinta che proprio attraverso l'informazione, la formazione, la conoscenza possa essere utile per aiutare nei momenti in cui dovesse servire le persone ad avere un approccio corretto di fronte a una situazione di emergenza. La prima regola è che non bisogna porre vicino nella disponibilità di un bambino oggetti sotto i 4-5 cm, nemmeno con parti staccabili, specialmente nell'età che va da 1 a 4 anni, che è quella più a rischio. Questa è la prima regola. La seconda regola è che se il bambino inala, cioè mette in bocca e poi gli va di traverso, per intenderci, non bisogna fare manovre di togliere se non si vede, perché si rischia di far entrare di più e questo può essere irreversibile. La terza cosa è che se il bambino tossisce, e sempre tossisce, bisogna lasciarlo tossire, stare calmi e lasciarlo tossire, perché la tosse è il meccanismo che crea una colonna d'aria che fa eliminare quello che c'è ed in genere è molto spesso efficace. A questo punto, se le cose si prolungano, bisogna chiamare il 118 e bisogna fare le manovre di disostruzione, che è la quarta manovra. Nel bambino piccolo si mette sulle ginocchia col capo un po' più basso e si percuote tra le scapole, dirigendosi lateralmente. Dopo 5 colpi, che servono proprio a provocare il riflesso della tosse, si gira il bambino e si fanno delle compressioni anteriori sullo sterno praticamente, e sempre con l'idea di provocare la tosse, che è una colonna d'aria che fa eliminare. Queste sono 4 regole semplici che sono quelle importanti. Poi ci sono le manovre di rianimazione, ma queste le fa il 118 quando arriva, se la chiamata è stata tempestiva. E restiamo a Cividale, sono sempre più diffusi i progetti in ambito scolastico che consentono agli alunni di coltivare e gestire un orto con l'obiettivo di promuovere benessere, cultura e socializzazione. Proprio a Cividale è tornata, come ai tempi pre-Covid, la bancarella con le zucche prodotte dall'orto dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. L'orto come strumento didattico per la formazione, l'aggregazione e la sensibilizzazione degli alunni alle tematiche dell'ambiente e dell'alimentazione. E questo è uno dei progetti della scuola secondaria di primo grado Elvira e Maglia Piccoli di Cividale del Friuli, e le zucche prodotte nell'orto della scuola sono state messe in vendita al mercatino, organizzato durante la manifestazione del Baule del Diavolo in collaborazione con l'Associazione Genitori. Noi siamo qui con i nostri alunni e offriamo al pubblico le zucche coltivate nell'orto della scuola. Da anni con dei colleghi facciamo questa iniziativa, che è quella di vangare, seminare, coltivare non solo le zucche ma anche altri prodotti, e poi li offriamo e con il ricavato sosteniamo delle attività didattiche della scuola. Abbiamo comprato l'IM o altre cose che servono ai ragazzi, insomma. Non è la prima volta, quindi da quando è che realizzate questa iniziativa? Da quanto tempo? Sono anni oramai, 7, 8, 10, mia collega mi suggerisce. Almeno 10 anni, sì, che facciamo mercatini, sia questo autunnale delle zucche, poi per anni abbiamo fatto anche uno natalizio. E infine in primavera quello delle piantine, perché noi a scuola abbiamo gli spazi, la scuola media piccoli ha molti spazi per la semina e la coltivazione di piantine in vasetti, sia piantine da orto che da fiore, insomma così, e quindi in primavera vengono offerte queste piantine, tipo facciamo un po' di vivaismo, sempre integrando le attività in classe con la pratica, e quindi abbiamo poi anche questa sessione primaverile dei mercatini. I ragazzi sono molto entusiasti, devo dire che sono qua già dalle 8 che danno una mano.
E sì, è un modo per coinvolgerli e soprattutto legarli alla terra, che è una delle nostre priorità, mia e della collega Paola Fusco, che è l'anima di questa iniziativa. E la terra è importante e noi ci crediamo tanto. Parliamo ora di sport. È stata presentata questa mattina la mascotte di EIOF 2023, è una marmotta, ma il nome ancora non lo si conosce, lo svelerà tra poco il presidente della regione Massimiliano Fedriga. La presentazione in Piazza Unità, dove c'è per noi Andrea Pierini. A te. E la vedete alle mie spalle, lei è la marmotta, il nome è ancora top secret perché lo deve dire il presidente della regione. La conferenza stampa, come sempre in questi casi, ha un pelino di ritardo, però eccola qua, la mascotte di EIOF che fra circa 80 giorni diventerà realtà proprio con la cerimonia di apertura in Piazza dell'Unità d'Italia, una grande festa per il Friuli Venezia Giulia. Ma ascoltiamo direttamente dal presidente di EIOF come sta procedendo. Beh, veramente bella, è un animale caratteristico della nostra montagna, quindi dal Tarvisiano, passando in Carni, arrivando fino a Piancavallo. Sulle nostre montagne la marmotta rappresenta veramente un simbolo molto importante ed è un prodotto che ci raffigura poi in EIOF 2023. Come sta andando? Manca poco, ci siamo? Mancano 87 giorni. Il 21 di gennaio qui in Piazza Unità sarà la cerimonia di apertura. E quindi ormai il rush finale, siamo pronti, stiamo lavorando tanto, tutta l'organizzazione è a posto e quindi vi aspettiamo poi tutti qua a Trieste il 21 per vedere una bellissima cerimonia di apertura. Faccio una domanda più tecnica, quanto sta incidendo questo caldo? È ancora presto per creare la neve e tutto quanto, però il clima quest'anno è stato un po' un nemico anche di questi eventi. No, è vero, in questo momento fa molto caldo. Ha fatto molto caldo anche nei periodi di tanti anni fa, quindi questo è un po', però ma noi abbiamo programmato anche questo, quindi al momento giusto abbiamo programmato tutto, al momento giusto ci sarà la neve o ci sarà la possibilità di poter far neve con gli impianti grazie all'ottima collaborazione e il sostegno che ci dà Promoturismo. Grazie anche agli investimenti della regione, insomma un progetto su cui hanno creduto in tanti. No, certo, perché il progetto è importante, investimenti molto importanti nella nostra regione. Devo ringraziare veramente la nostra regione Friuli Venezia Giulia, dal suo presidente a tutta la giunta regionale, perché ci ha sostenuto. Una parte importante l'abbiamo avuto anche dal Dipartimento dello Sport di Roma a sostegno dell'evento e quindi stiamo lavorando, ma grazie poi all'appoggio della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Grazie ad Andrea Pierini, rimaniamo allora in attesa del nome della mascotte. Sappiamo invece quello che è il nome di una delle 8 imprese italiane in cui gli operai lavorano nelle migliori condizioni, anche perché è friulana, è la ICOP di Basiliano. La ICOP di Basiliano è tra le 8 aziende italiane, l'unica del settore delle costruzioni, in cui gli operai sono più felici di lavorare. Il 77% di loro definisce eccellente il proprio luogo di lavoro, più della metà ha fiducia nella direzione aziendale e la maggioranza promuove gli strumenti e le risorse fornite dall'impresa, oltre all'impegno sul fronte della sicurezza. A stilare per la prima volta la classifica Best Workplaces for Blue Collar è stata Great Place to Work Italia, specializzata nell'analisi del clima aziendale e della trasformazione organizzativa. Ha ascoltato il parere di 5.300 operai di 45 imprese italiane. Tra le 8 realtà virtuose emerse c'è appunto la ICOP. Fondata da Paolo Petrucco negli anni 60, è uno dei principali operatori a livello europeo nei settori delle fondazioni speciali e dei microtunnel. Da decenni si contraddistingue per l'attenzione agli aspetti sociali ed ambientali ed è società benefit dal 2020. La società ha adottato iniziative specifiche per tutelare e dare riconoscimento ai propri operai. Tra queste, compensi in denaro erogati annualmente ai lavoratori che abbiano lavorato su commesse in cui non si siano verificati infortuni. Pensare l'impresa come comunità, commenta l'amministratore delegato Piero Petrucco, significa rispettare le persone, comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità. Il fatto che questa impostazione trovi riscontro nelle positive opinioni espresse dai nostri collaboratori, conclude, ci gratifica e ci stimola a voler fare sempre meglio. Ennio Marchetto, il genio dei costumi di carta, è stato il primo ospite della nuova stagione di Anatema Teatro. Ad Osoppo ha presentato lo spettacolo The Living Paper Cartoon.
con The Living Paper Cartoon, il cartone animato di carta vivente, autentica sarabanda di mimica, musica e teatro di Ennio Marchetto, comico, cabarettista e trasformista veneziano. Al Teatro della Corte di Esopo si è aperta in prima regionale la stagione spettacoli 2022-2023 di Anatema Teatro, giovane compagnia fondata nel 2007 a Udine. Si tratta di uno spettacolo unico nel suo genere, interpretato da un indiscusso maestro del trasformismo teatrale che con i suoi celebri costumi di carta dà vita ad una Babilonia di creatività senza confini, accreditandosi ovunque in favore di un pubblico eterogeneo. Non è facile spiegare cosa esattamente succeda a personaggi raffigurati con maschere di carta, italiani o stranieri che siano. Ad animarli c'è Ennio, performer straordinario capace di ripetere movenze e tic che rendono tutto esilarante. Tina Turner, Mina, Liza Minnelli, Marilyn Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti. Ennio Marchetto non si limita però ad evocare grandi talenti del passato e del presente come tutti i migliori trasformisti, con un repertorio di oltre 350 personaggi di varia gamma, dalla musica pop alla lirica, da opere d'arte a simboli della mitologia. Il suo show cambia continuamente per adeguarsi al pubblico e ai fenomeni del momento. Solo sul palco e senza aiuto dietro le quinte, la forza della messa in scena sta nella straordinaria velocità con cui il performer muove i costumi, li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta con ingegnosi costumi che si trasformano magicamente in parodie di personaggi famosi con supporto di un'incalzante colonna sonora. È tutto per questa puntata di A Voi la Linea, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.